Oggi il Lions Club Valle dei Templi ha il piacere nel Castello di Naro di parlare di identità e lo fa naturalmente partendo da un mio lavoro e dal lavoro del professore Michele Di Pasquali, Lascaro, e dal mio lavoro Piraterie 2. È un momento, un confronto in un luogo bellissimo, per questo voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Naro, il sindaco, ma soprattutto tutti i Lions del Club Valle dei Templi che hanno voluto testimoniare un impegno culturale notevole non solo di recupero della memoria, di recupero di alcune notizie storiche che riguardano anche il comune di Naro, ma allo stesso tempo una proiezione verso il futuro, verso l'identità digitale, quindi un mix tra quello che accadeva ieri e quello che accade oggi, che sicuramente ci permetterà, come al solito, di fare servizio sul territorio e di proiettare il Club verso Valle dei Templi verso iniziative che sicuramente nell'arco dell'anno sociale lo vedranno protagonista sia per situazioni e impegni di carattere sociale, culturale, e quindi troveremo sempre il modo per riuscire ad essere presenti sul territorio. Lascaro, un romanzo storico per parlare di una pagina di storia che difficilmente troveremo tra le pagine della storia ufficiale, perché si parla di una Sicilia che si ribella tra il 43 e il 45, di una guerra civile, e sono felicissimo di farlo oggi a Naro, perché Naro è stata protagonista di questo sentimento di ribellione col movimento del Non si parte. L'11 gennaio del 1945 il maestro di scuola elementare Calogero Petrolino inscena un comizio, decidono di fare un falò con le cartoline Precetto. Naro si ribella, si autoproclama Repubblica Indipendente. Per 3 giorni l'epilogo purtroppo sarà nefasto. Ecco, una pagina di storia che non troviamo sui libri ufficiali, per parlare di identità siciliana, concetto legato al concetto di nazione e quindi di identità e di cultura originaria. L'amministrazione comunale siamo orgogliosi di aver ospitato questo evento che ha visto la presentazione di 2 testi particolarmente importanti che parlano dell'identità. Da una parte l'identità siciliana, dall'altro l'identità digitale. Bisogna effettivamente comprendere e capire se l'identità digitale corrisponde poi a quella reale, e come cittadini siciliani poi bisogna capire se ognuno di noi ha quella consapevolezza di essere cittadino siciliano e cittadino nel mondo. Sono stati toccati argomenti particolarmente importanti, in primis quello dell'educazione, quindi educare i ragazzi, educare i cittadini in modo tale da formare soggetti consapevoli, e questo ci rende orgogliosi come comune, come amministrazione comunale, e cogliamo ovviamente l'occasione per ringraziare i fautori, insomma, di questo evento, quale il Lions Club di Agrigento, il professore Pira, il professore Carruba quale moderatore, ed il professore Di Pasquale.